Mi richiedono un commento, io volentieri intervengo su questa esternazione dell'assessore Boron, del gruppo Zaia, perché il Collegio dei Geometri di Rovigo decide di fare un corso di dizione della lingua italiana ai geometri, insomma, di Rovigo. Forse si vergognano di questo accento dialettale che hanno, una roba secondo me veramente veniale, ma comunque Boron tira fuori la solita solfa dei leghisti che hanno scassato la minchia con questa storia serenissima, ho capito Boron che c'è stata la storia millenaria della Repubblica serenissima, la nostra lingua, che non è vero, perché insomma mica sempre parlare un dialetto che non c'entra niente col veneziano, ma comunque pensala come vuoi Boron. E il fatto è che sei fuori tema, perché cos'è l'addizione, Boron? È la pronuncia, se insegna a pronunciare le parole italiane come andrebbero pronunciate. Difendere la pronuncia errata dell'italiano non significa difendere le parlate dei dialetti o come vuoi chiamarla tu la lingua veneta, sono due robe completamente diverse, quindi sei completamente fuori tema, hai detto una gran cazzata. Per quanto riguarda il corso di dizione, se vuoi che ti dica cosa ne penso, per me è una cagata, insomma, cioè nel senso io non lo farei perché bisogna vergognarsi di avere una pronuncia. Inutile che ti insegna che bestia in italiano si pronuncia bestia, mi comunque continuo a dire bestia e va bene anche sentire tutte queste inflessioni locali nell'italiano, insomma. Però Boron, renditi conto, siamo in Italia, se parla italiano e quindi magari parlarlo meglio che si può. Se io insegno il congiuntivo, a usare il congiuntivo che voi leghisti volete eliminare, ma se io insegno a usare il congiuntivo non significa che vado contro la storia millenaria della Repubblica Serenissima. Renditi conto, Boron, che anche Roma ha avuto un impero, ma adesso il romanesco rimane un dialetto. Comunque non c'entra niente questo con l'addizione. Sei fuori tema, Boron.